Amici, buongiorno, la segna stampa di oggi, notizie del Polesine. Sponsor della giornata, Babymondo, il più fornito negozio per articoli prima infanzia della provincia di Rovigo. Cominciamo naturalmente con fare gli auguri a tutti i papà. Oggi festa del papà e San Giuseppe. Auguri a tutti noi. Gazzettino, pagina nazionale, AstraZeneca si riparte subito. L'agenzia del farmaco afferma sicuro ed efficace, non provoca un aumento di casi di trombosi. Oggi riprendono le vaccinazioni, in Veneto in magazzino 125.000 dosi pronte per l'uso. Ed è sempre dalla prima pagina del Gazzettino una notizia tra il preoccupante e il folcloristico. Pordenone, carro armato, mira sbagliata, colpito un allevamento di ovaiole. Carro armato fa strage di galline. Pagina di Rovigo, sempre per quanto riguarda i vaccini, ripartenza tutta da definire, il via libera ad AstraZeneca. In ogni caso il sì all'utilizzo dato ieri per AstraZeneca non consente oggi di riprendere e va ripensata la settimana che è stata persa per docenti, bidelli e segretari. In Polesine sono 24.388 le persone che hanno avuto la prima dose e 10.123 quelle a percorso finito. Dal capoluogo, pacchetto d'aiuti per dare ossigeno al commercio. Strisce blu gratuite in centro, contributo una tantum alle attività e buoni spesa. Il manager del distretto Pessa afferma: lavoriamo ad un progetto generale di ricostruzione della città. Sempre da Rovigo, sempre dal capoluogo, la sovrintendenza mette il vincolo: addio nuovo ponte. Doccia fredda sull'intenzione dell'ANAS di rifare il manufatto sull'Adige a Boara. È di interesse storico. Sul ponte infatti erano stati programmati due interventi, uno di ripristino locale e un altro di rifacimento completo dell'opera, ma purtroppo è scattato il vincolo monumentale. Notizia di cronaca: una tabaccheria in viale Regina Margherita a Rovigo, rapinata. Nella tabaccheria di Thomas Anzelini, presa di mira da due rapinatori che si sono presentati armati e che sono fuggiti appena 30 secondi dopo. Bottino 500 euro. Andiamo in provincia, Romea chiusa, Adria non c'entra. Per il sindaco Barbierato i disagi non sono imputabili all'amministrazione che si è più volte attivata con l'ANAS. È trascorso oltre un anno da quando ho chiesto all'ANAS un sostegno per la sicurezza stradale e ho segnalato ad ANAS e dal prefetto le conseguenze che avrebbe portato l'incremento del traffico. Porto Tolle, nessuno stop, martedì la resa dei conti. I pescatori, protagonisti della manifestazione con 800 aderenti fermi in sacca, revocano il blocco deciso per oggi. Mano tesa verso i vertici del consorzio che sono attesi a presentare le loro proposte per rimodulare la gestione. I pescatori comunque lanciano l'ultimo monito. Se però non si vedrà un drastico cambiamento, verrà bloccato tutto con un nuovo sciopero e questa volta gli sviluppi saranno tutti da vedere. Rosolina, il centro turistico Tizè va in concordato preventivo, ma il centro si prepara a rialzarsi. Ma il centro rimane attivo e continua con le proprie promozioni nella speranza che nel prossimo futuro ci possa essere un ritorno alla normalità per il settore turistico. È una delle strutture più grandi del Polesine, con un'estensione di una dozzina di ettari all'interno della pineta di Rosolina, con circa 200 appartamenti. Voce di Rovigo: 2000 pinzin di solidarietà. Splendida iniziativa del centro sociale Il Tiglio per le famiglie che hanno bimbi da seguire. Due le iniziative proposte dal centro sociale nel giro di pochi giorni per raccogliere fondi a favore di SAPRE, servizio di abilitazione precoce dei genitori dell'ospedale maggiore policlinico di Milano. Con i loro pinzin sono riusciti a raccogliere 1.000 euro che verranno quindi devoluti in beneficenza al SAPRE. Occhiobello, un parco per le vittime del Covid. L'annuncio del sindaco ieri, il giorno in cui si rende omaggio alle persone portate via dal contagio, e a queste persone, ha detto il sindaco Coizzi, dedicheremo al termine dello stato di emergenza un'area verde già individuata nel capoluogo. Plastic Free non si ferma, volontari per pulire lo Scanno Cavallari. Si riparte con i volontari di Plastic Free per la pulizia delle spiagge. Ovviamente, dice Riccardo Mancini, responsabile di Plastic Free per il Polesine, si auspica che tra un mese la situazione sanitaria possa consentire lo svolgimento dell'evento, che andrebbe tra l'altro ad inserirsi nella data nazionale di Plastic Free Onlus. Complimenti a tutti i volontari.
Grazie per i vostri ascolti, vi ricordiamo che tutti i giorni alle 11.50 e alle 14 siamo su Radio Diva sulle frequenze 94 e 100 e come sempre è un piacere stare con voi. Ciao ciao!